Siamo tutti davanti tutti! Cittadini! Tutti davanti tutti! Buonasera, benvenuti a questa serata speciale dedicata alla festa più attesa dell'anno, almeno per noi catanesi, ma anche per moltissime altre persone, visto che è la festa religiosa che da sempre prevede la più alta affluenza in Italia. Vengono da ogni parte del mondo per assistere a questa 3 giorni di celebrazioni, ma certo da un paio d'anni a questa parte lo sappiamo tutti, la pandemia ci ha tolto la possibilità di partecipare alle manifestazioni come eravamo abituati e proprio per questo siamo qui questa sera per cercare di restituire almeno un po' delle emozioni di queste giornate a tutti voi che ci state seguendo. Insieme a me ci sono la dottoressa Mariella Aurite, che è chirurgo all'ospedale San Marco, ma soprattutto presidente del Circolo Femminile di Sant'Agata. Benvenuta. E anche devota, soprattutto. Come direi. tutti noi, grazie e benvenuta. Poi c'è il parroco del quartiere Villaggio Sant'Agata, padre Alfio Carbonaro. Buonasera e benvenuto. Buonasera. E poi Andrea Lo Cicero, che non ha bisogno di presentazioni, se non per dire che tu sei uno dei devoti, appunto, che di solito si occupa della Vara di Sant'Agata, è così? Sì, diciamo che più che occuparsi sono un supporto a Claudio che in questo momento deve tenere Sant'Agata al centro della strada e quindi dargli onore e farla camminare al meglio. Ma ho saputo che in questi giorni hai fatto più volte il percorso del tragitto che purtroppo appunto non si può più fare con la Vara. Quest'anno, come l'anno scorso, non è stato possibile. L'anno scorso io non sono potuto venire perché ovviamente c'erano situazioni di lockdown più importanti rispetto a quest'anno. Quest'anno ho scelto di farmi il percorso esterno e interno e cercare di fare questo mio percorso spirituale, di cammino interiore, perché Sant'Agata deve portare anche a questo, non solo alla festa, perché la festa sì è bello, siamo tutti davanti all'altare, però la cosa importante è la spiritualità, soprattutto in questo momento difficile, perché ha colpito una pandemia mondiale e non puoi far festa. E com'è questo percorso della Vara in solitario quasi? Sono 8 chilometri circa e 20 che io ho fatto in 1 ora e 20 e noi normalmente solo quegli 8 chilometri li facciamo più o meno in 24 ore, 24 forse qualcosa di più. 1 ora e 20, 24 ore. Quando va bene, Quando sì. va bene. E chiaramente il passo è diverso e la situazione è totalmente diversa. Con te. E Catania come ti è sembrata in queste circostanze un po'? Ma vedo Catania un po' spenta e questo mi dispiace un po', non tanto per quello che Catania sta vivendo come tutto il mondo, però non la vedo frizzante come sono abituato a vederla. Forse siamo un po' stanchi. Forse siamo stanchi, forse siamo delusi perché qualcuno si aspettava che questa festa potesse essere diversa. Però aspetta, continuiamo a parlare di questo con anche gli ospiti più tardi, però so già che in Piazza del Duomo, davanti alla cattedrale, un po' di gente c'è lo stesso questa sera e tra poco lo vedremo in un collegamento in diretta. Ma prima di tutto dobbiamo ricordare, no, che cosa è successo, cosa è capitato il 5 febbraio del 251 e ce lo racconta in un racconto molto suggestivo, molto bello, Edoardo Seitta. Io ero là, io c'ero e la colpa fu anche mia. Da quando la volle incontrare a quando Agata smise di respirare. Fui anch'io vittima di Quinziano, che pur di averla a tutti i costi non l'ebbe mai. Seguitemi, voglio incontrarla, devo averla. Viveva di una vita semplice, viveva nella fede e quella fede le costò la vita. Non bastarono le parole, ora dolci, ora crude, di Quinziano e le lusinghe di una matrona perché Agata cedesse la sua mano. Ume cori e la me testa su di Cristo, i vostri paroli sono vento, le vostre minacci ciumi,
e la mia figlia e la mia casa s'appoggiano sulla terraferma. Gli occhi di Quinziano divennero fuoco. O ti sacrifichi agli dei, oppure ti scanno con le mani mie. Ma Agata, col suo sguardo dritto e fermo, non si piegò. E allora Quinziano: ma cominciamo le torture, con lame taggenti e ferri cauri, e cottenaggi immersi in fuoco ardente. Il martirio fu martirio anche per noi. Fu supplizio il suo sguardo dentro il mio, ubbidivo. Se viziavo il suo corpo, lo facevo. Ma non ero io, ma la forza innaturale di Agata, che più pativa e più sembrava avere forza, ci sfiniva. E allora Quinziano: tinagli ardenti e via liminni. Non c'è che fare, ti scippo lupetto un corpo. E Agata, con un filo di voce, guardando in faccia il suo assassino: meglio morta che tua, schifosissimo Quinziano. Che mi levi chi ducatomace ti resi quando eri in fasci, ti undi succhiasti la vita, la muri. Ma tu t'amori, che capisci? Il petto insanguinato e liscio, senza quelle grazie di una donna, portammo Agata nella sua cella e vi rimase per una notte. E nel mezzo di una preghiera, era quasi mezzanotte, una luce mi abbaiò gli occhi. Un uomo dietro le sue sbarre, con un bambino a fianco. San Pietro le ridiede le mammelle a quel suo corpo bianco. Era il 5 di febbraio, eppure c'era il sole. La riportammo al cospetto di Quinziano. Ma credere non posso che venga il suo corpo bruciato sui carboni ardenti e porre fine alla sua vita. La curcai come una picciridda allo suo letto, con lo mantello rosso, canuli vergini, con le mani poggiate in petto e lo sguardo in cielo. Sogno pronta, Signore mio, lasso la terra e vaio con Dio. E mentre il corpo ardeva, i nostri occhi si riempivano di lacrime, la terra cominciò a tremare sotto Catania. Crolla il pretorio di Quinziano, seppellendo carnefici e sporchi consiglieri, ma Agata no. La riporto sofferente in cella, l'adagio sul suo letto di pietra. Che Dio t'abbia in gloria. Ci chiuro l'occhi e di un momento in poi Agata è storia. Agata è storia. Grazie Edoardo Saitta, che merita veramente l'applauso del nostro studio, una rivocazione davvero emozionante e proprio l'hai detto, da quel momento Agata è storia. La festa che celebriamo in questi giorni comincia proprio da lì ed è il culmine della festa è l'uscita delle spoglie e della vara della Santa dalla cattedrale. Proviamo a vedere delle immagini che sono naturalmente di qualche anno fa, il momento che ci mancherà di più quest'anno. Vedete quanta gente, che folla straordinaria. Ecco, dottoressa Aurite, mi aiuti a commentarla? Sì, e questi sicuramente sono i momenti che la città intera aspetta dopo un anno. È il momento che Sant'Agata esce, si affaccia proprio sulla piazza, è un momento proprio, potete vedere, di esultazione massima. Nel frattempo che lo scrigno e poi il busto reliquiario raggiungono il Fercolo, è un mare di folla che io dico e commento spesso nelle nostre dirette che abbiamo avuto negli scorsi anni, che sembra quasi che sia lo scrigno che Sant'Agata camminino con le gambe proprio dei devoti. È vero, è proprio così. Perché è un tappeto, tu vedi
lo scrigno e anche, fateci caso, è il corpo, perché quello è un busto reliquiario, quindi per me è un corpo, che cammina quasi come se fosse una signora che incede verso il fercolo. Ecco, per tutto il tempo abbiamo visto questi gesti diffusissimi con i fazzoletti e abbiamo intercettato, forse che il volume era un po' basso, ma cittadini. Sì, è un inneggiare, è un modo per salutarla, ecco, il fazzoletto che viene utilizzato proprio per inneggiare e viene utilizzato pure durante i fuochi. E cittadini, viva Sant'Agata è il grido dei nostri catanesi che chiamano a invocare, per poi sentire anche tantissime poesie che durante il percorso si inventano, fanno al momento, poesie bellissime. Poesie? Sì, poesie. Che bello. Padre Carbonaro, lei come rivive questi momenti che non ci sono più in ci siamo queste ritrovati proprio a vivere questi momenti dal Palazzo Comunale. Noi ogni anno per diversi anni Più che dal trabattello. Dal trabattello dove c'è il palazzo. No, dal palazzo, la sera, sì, il 5 pomeriggio, il 5 con Luca Cilibetti. Sì. Abbiamo a volte commentato l'uscita, steso l'uscita di Sant'Agata e poi ci siamo immersi nella processione, perché un immergersi è un mare, come diceva, Ecco le immagini di confusione che ti colpisce, perché vedi come la pietà popolare, come la fede di queste persone riesce a essere così forte. Io credo che proprio in questo momento che abbiamo le difficoltà dovute alla pandemia, al momento che non si può vedere fisicamente il busto reliquiario di Sant'Agata, la fede è quella che riemerge e ci fa comprendere la testimonianza che Agata ci ha dato, il donarsi totalmente al Signore con la propria vita. E il cristiano deve attingere da queste figure che sono la nostra segnaletica, sono coloro che ci indirizzano e ci portano a Cristo. Agata ha fatto questo con la sua vita, donandosi. Bellissimo. Perché ci ha testimoniato che con la sua vita ha donato la sua vita per Cristo, e si può ancora fare ancora oggi, anche senza il martirio del sangue, certo. Ma ancora oggi si può testimoniare la fedeltà al Signore. Ecco, tu Andrea, in questi momenti dove saresti? Dove di solito? Nascosto sul Baiardo, cioè sotto al Baiardo, perché portiamo fuori il fercolo, diciamo, Glielo possiamo spiegare questo Sì, glielo sì, spieghiamo se sì. facciamo. Come no? Beh, lui esattamente si trova, è una spalla, dobbiamo dire, si chiama È una spalla nel vero senso è della nel vero parola, senso della mica. parola. La struttura del fercolo, superiormente la vedete argentea, tutto in argento, sotto è tutta una struttura in legno che serve un po' da timone. Lui fa parte del timone, che sono gli uomini che spingono a spalla e danno la direzione secondo il capovara, se dice a destra o dice a sinistra, e accentrano più o meno la vara. La parte, appunto, se voi vedete dalle immagini, la parte sottostante forse non si riesce a vedere. No, qua non si vede perché dopo, quando essendoci lo lo facciamo scrigno vedere. hai una pedana, Sì. e questa praticamente la struttura in legno è coperta, È quindi coperta, sì. vedete che Ma sotto quella struttura in legno? sotto ci sono delle spalle che vengono messe in un primo blocco di legno e E poi un c'è un secondo. secondo. Io sto tra il primo e il secondo, oppure esterno, dipende. Davanti o dietro? Io sto davanti, Esatto. ma dietro si ripete esattamente Stessa la cosa. stessa struttura. Cosa succede? Che al passo il fercolo deve camminare dritto nella parte centrale di Vietnea, Strada. eccetto in un luogo, la parte finale di Via Caronda. Perché? Perché è molto stretta, e per poi fare la manovra, per poi arrivare a Piazza Stesicoro, deve stare filo marciapiede, ma filo veramente, cioè millimetrico. Se
non riesce a stare in quella posizione, non riesce a girare, perché la coda toccherebbe il muro. E quindi così si ripete in tutte le vie, perché le vie di Catania sono piccole e il Fercolo è molto grande. Certo. Quindi il ruolo del capovara è importante, che chiaramente deve chiacchierare con noi, spalla sinistra, spalla destra. Quindi tutto il tuo 5 febbraio sarebbe tutto con Anche il Il 4, 4 il e 4 il è 5. Per me il 4 e il 5 è qualcosa di più, perché stando là sempre a guardare Sant'Agata, tu vedi il volto di Sant'Agata che cambia e ha un'espressività, ha un sorriso, ha una gioia, ha anche una tristezza che durante il percorso si manifesta. E forse non so se tutti riescono a percepire questo. Io sì, perché È la bellissimo guardo questo. spesso. Bellissimo. Ho visto che hai portato qualcosa con te. Il mio sacco, Puoi farcelo vedere, si può? non voglio aprirlo, però diciamo abbiamo Vedere i componenti. i vari componenti. Questo è il mio sacco che insomma fece mia nonna, e che non c'è più, però questo per me rappresenta tanto, non solo per la devozione, ma anche per quello che mia nonna ha fatto per me. Quindi è qualcosa che custodisco veramente con grande amore. Rimane sempre a Catania, non si trasferisce con me a Roma, perché mia mamma si preoccupa di lavarlo, stirarlo, portarlo in chiesa Infatti e farlo è benedire. integro, intatto, perfetto. C'ha tanti anni, ma perché i tessuti erano buoni. Le ogni nonne sceglievano i sacco- tessuti buoni, quelli ogni sani. sacco ha la sua storia. Aspetta, c'è veramente. qualcos'altro lì nella... Questa è la coccarda dell'associazione della cattedrale. Puoi che farla vedere di sono, volta di io qua? sono, Ecco. sono associato alla cattedrale, all'associazione della cattedrale, e c'è il Circolo di Sant'Agata, l'associazione della cattedrale, e poi ci sono queste coccarde che vendono chiaramente nei negozi, ma anche un po' dappertutto. Diciamo che questa è veramente contribuire anche alle associazioni che fanno un lavoro incredibile, oltre al lavoro che poi è di programmazione, di sostegno, e Certo. tutto quello che è lo svolgimento delle varie funzioni durante la festa. Nel berretto hai qualcos'altro poi anche lì? Sì, c'è il cordone, c'è il fazzoletto. Tutto ha un significato, ogni accessorio ha un significato. Prego. Partiamo dal sacco, che può rappresentare e rappresenta il nostro abito di battesimo, la purezza. Molti dalla parte storica dicono che, ma non è vero, quella è proprio una leggenda degli uomini che uscirono di notte quando arrivò Sant'Agata dalla traslazione da Costantinopoli, e dalle avevano le urla, camicie o di notte, ma dalle questa è urla proprio che una si leggenda. sentivano. Questa è una leggenda, in realtà. Andrea sorride quando ha Sì, sentito sì, dire di questa perché ci leggenda. sono tante, ci sono tante leggende attorno ma c'erano anche le Sant'Agata. leggende che dicevano che qualcuno entrò dal fiume sotterraneo, Sì. ha Sì, rubato, insomma ci sono tantissime storie, ma questo fa parte Poi anche del nostro percorso. il cordoncino è proprio il cilizio che noi possiamo utilizzare, Ecco. vediamo ai frati ad esempio, no? Il cilizio è una cosa di penitenza. E il cappello rappresenta un po' il peccato nero, come quando si mette la cenere, le ceneri dei mercoledì delle ceneri. Cosa dice padre? Dicevo, le ceneri del mercoledì delle ceneri come segno penitenziale. Il Signore ci ricorda infatti. in quell'evento, noi sentiamo quando vengono imposte le ceneri sul capo, convertiti e credi al Vangelo, e quel ritornare al Signore, quindi come gesto Il penitenziale. fazzoletto, l'abbiamo detto prima, si inneggia, Eccolo. e i guanti hanno anche un significato importante. Toccare il cordone con i guanti, perché sempre il cordone è come se fossero le braccia di Sant'Agata, toccano il fercolo, toccano Sant'Agata, quindi con i guanti. È qualcosa di sacro. Esattamente. A proposito, Il cordone, scusami, Prego. il cordone non si scavalca, No, e neanche passa si passa sotto. sotto. ecco. quindi anche queste sono delle usanze
forme di rispetto. Non si sta al telefono, non si fuma, non si parla ad alta voce. Tutte le piccole manie che abbiamo noi Esatto. tutti i giorni, invece no. Esatto, là c'è un percorso spirituale, interiore, condiviso con, possiamo dire che Sant'Agata riesce a portare all'altare in cammino persone che vengono da tutti i ceti sociali, quindi che fanno parte, diciamo, della società, e questo in qualche maniera, mi auguro che le persone ci pensino, rappresenta qualcosa, anche qualcosa di aver fatto nella propria vita male o bene, o quello che hai ricevuto. Io sono una persona che mi ritengo fortunato per il mio percorso diciamo di vita che ho fatto fino ai miei 45 anni, però ci sono tante persone che magari non ci pensano a questo, indossano solo il sacco, facciamo la festa. Però per fortuna ci sono persone come voi che ci aiutano a ricordare tutto. In tutto questo mi sono dimenticato di chiederti una cosa fondamentale. A te farà ridere, ma non penso a tu. Quanto pesa la vara? Quanto... Adesso non lo so, però ha avuto un'evoluzione, è stata alleggerita, la struttura però è acciaio, la parte sotto c'ha i cingoli. È formata da due parti, una parte non meccanica, non ha un motore, ha dei cingoli, si sposta solo con trainata, cioè, e poi cingoli di gomma? No, sono cingoli, proprio cingoli. Sì, però tipo carrammato. Sì, però la struttura del cingolo, cioè quello che poggia a terra, è di gomma, perché chiaramente andrebbe a distruggere tutta la nostra pietra lavica. C'è una struttura a crick che serve per sollevare la parte alta in modo tale che gira su se stesso quando ci sono le curve. Questo consente di curvare, che abbiamo visto appunto. Quindi arrivi al centro della via, ci sono degli operatori, dei meccanici, degli autisti, delle persone... I meccanici del comune, sono i meccanici del comune che stanno tutto il tempo seduti laggiù e aspettano come se guidassero. Come se guidassero, c'è un infatti mini centrale e lui ha la visuale, diciamo, quando si cammina piano, no, però quando si fanno poi le salite, là c'ha... Quindi complessivamente siamo nell'ordine delle tonnellate? Tonnellate, sì, ha voglia, ma anche forse... No, sulle tonnellate. Dobbiamo considerare che quando è carica di cera, prima delle manovre devono togliere, devono scaricare la cera, per cui ogni manovra richiede ore. Ecco perché anche Don Alfio diceva qualcosa. Dicevo, io mi ricordavo che erano molto di più, credo che erano sulle 16-17 tonnellate. Sì. Caspita, però la dottoressa ha detto che è stata un po' alleggerita poi nel corso. Non mi ricordo, non è un dato certo, però mi ricordo che erano più o meno queste. Più o meno è questo, poi ci sono dei momenti anche molto più pesanti. Perché ci Ed è un vero peccato, è inutile che ce lo nascondiamo, insomma, che tutto questo non si sia potuto verificare in questi giorni, però davanti alla cattedrale ci sono molte persone, come dicevo prima, ce lo conferma anche il nostro Tonino De Mana, che è lì per raccogliere le loro testimonianze. Siamo in diretta, ci colleghiamo con la cattedrale di Catania. Tonino De Mana, a te la linea. Michele, buonasera a tutti. Sì, in effetti è così, c'è tantissima gente. Per 2 anni consecutivi Sant'Agata non è tra la sua gente, ma in compenso la gente è con Sant'Agata. Guardate quanta gente c'è, ci sono le immagini di Fino che in questo momento può far vedere l'inferriata, praticamente è irriconoscibile perché è piena di fiori, messaggi, è una giornata intera che le persone vengono a portare fiori, a portare un segno, un messaggio, un qualcosa. Qui c'è tanta gente che adesso fa delle invocazioni, è un continuo da questa mattina praticamente. Io in questo momento sentirei anche tantissimi devoti, ognuno ha una storia da raccontare. Per esempio la storia di Stefano è molto toccante. Sì, buonasera, la storia di mio figlio. Mio figlio ha avuto un infortunio gravissimo il 3 agosto dell'anno scorso, è stato in coma, insomma una cosa bruttissima, non so raccontare adesso tutti gli scenari, però ho vocato in quell'attimo che ho visto mio figlio a terra, perché è stato per 13 minuti incastrato tra un ramorchio e un trespallette elettrico. Insomma, Sant'Agata ha fatto il miracolo, lui è un devoto di Sant'Agata. Il Signore soprattutto, abbiamo pregato tanto, ancora è lunga la riabilitazione,
però continuiamo a pregare Sant'Agata, il nostro Signore, che insomma... E facciamo un in bocca al lupo. Un'altra signora invece è stata in rianimazione, è stata male, e raccontiamo quello che è successo. Allora, io ho avuto un intervento a setto nasale nel 2016 a dicembre, era il 13 dicembre e mi è apparsa la Madonna, l'Immacolata Concezione e Sant'Agata, dove lei mi descriveva il mio percorso. Già io devota, ma non portavo il sacco, e da quella sera io ho iniziato ad avere il sacco. Nel 2017 l'ho messo e insieme alla mia famiglia, mia sorella e i miei genitori abbiamo iniziato il percorso della luce, il percorso della preghiera per Sant'Agata. Sant'Agata è soprattutto devozione, folklore, è qualcosa di toccante che si sente proprio dentro. Assolutamente sì, Sant'Agata è qualcosa di inspiegabile, l'amore verso Sant'Agata non si può spiegare con semplici parole. A volte per noi parlano gli occhi che vanno oltre ogni cosa, profondamente parlando sempre con il cuore, quindi tra l'altro sempre nei nostri cuori è 365 giorni l'anno. Suonano le campane, ma le campane sono coperte da queste invocazioni. Guardate in questo momento. Cittadini, siamo tutti devoti tutti e non ci siamo soli fazzoletti, ci siamo la stabilità oggi, siamo tutti devoti tutti, cittadini, siamo tutti devoti tutti. E se è vero che l'avevo stamatando cori, facevasi la fine magari in ginocchio quando volevo bene. Adesso si inginocchiano, naturalmente lo sguardo è sempre rivolto verso la cattedrale che è stata per oggi tantissima gente senza soluzione di continuità ha fatto la fila compostamente anche per assistere alle messe oppure per entrare in cattedrale per vedere il sacello della Santa che naturalmente era riposta nel suo sacello. È uno sventolio anche di fazzoletti bianchi, vedete l'inferriata che avevo detto io, non si vede praticamente perché è totalmente ricoperta di fiori. Parlano da sole queste immagini veramente toccanti e che ho il privilegio di raccontare in questo momento. E godiamo allora, con in queste diretta. invocazioni io non sento neanche il ritorno perché praticamente copre tutto, io cedo un'altra volta la linea allo studio. Grazie Tonino, siamo come commossi, siamo colpitissimi, è vero, perché malgrado... Ti avevo detto che non era solo cittadini, cominciavano a fare delle poesie spontanee. Queste sono poesie spontanee, preghiere, chiamiamole, sono delle preghiere, che i devoti sentono di dover esprimere durante è una forma di preghiera. È una forma di preghiera. Mi perdoni un po', forse sono un po' eccessivo, ma c'è qualcuno che ha lamentato il fatto che magari non si sia ricorso alla devozione di Sant'Agata in questo periodo così difficile della pandemia, insomma, con tutti i guai che stiamo, per fortuna ce ne stiamo liberando, però non ancora del tutto. Non credo, però io penso che abbiamo chiesto a Sant'Agata, abbiamo pregato anche nelle parrocchie, ma... lo si è fatto naturalmente. Certo, se noi pensiamo quella splendida serata dove Papa Francesco da solo, davanti al crocifisso, a San Pietro, quella è un'immagine che rimarrà nella storia per sempre, non si era mai verificato. La preghiera è stata la base per cercare di superare anche questo momento difficile della pandemia. Quell'abito bianco che riprende l'abito del battesimo ci fa comprendere, ci fa ricordare che noi nel battesimo veniamo innestati alla vita divina di Gesù. Noi non siamo qualcosa di astratto, certo, ma siamo una famiglia, siamo la famiglia dei figli di Dio. Sono parole bellissime queste, Padre Alfio, ci fa molto piacere che lei ce le voglia sottolineare questa sera. È stato bellissimo anche vedere in diretta la partecipazione dei catanesi e non solo dei catanesi naturalmente davanti alla cattedrale. Torneremo se ci riusciamo nel corso della serata. Intanto adesso facciamo una breve pausa e poi ci ritroviamo subito con tutti, devoti tutti 2022. A più tardi, state con noi. Siamo tutti devoti tutti! Cittadini! Tutti devoti tutti!
Bentornati, bentornati a questa serata speciale dedicata alla festa di Sant'Agata. E ricominciamo, dottoressa, con delle immagini veramente particolari ed emozionanti. Sono immagini del 1950, le commenteremo appunto insieme con la presidente del Circolo Femminile di Sant'Agata, la dottoressa Mariella Laurita, e con gli altri nostri ospiti. Allora, vediamolo un po' insieme. Siamo nel 1950 o giù di lì, insomma. Beh, questa... no. Questa è il giorno 3, la carrozza del Senato. La carrozza del Senato li potete vedere esposte tutto l'anno all'interno dell'atrio del comune. È la giornata dove tutta la città presenta e offre in processione la cera e i fiori a Sant'Agata. È il giorno 3 febbraio. È un bellissimo momento perché raccoglie non solo tutte le comunità di Catania, ma anche quelli della provincia, del comune, vigili del fuoco. Tutti vogliono partecipare a questa processione. Questa invece che stiamo vedendo è l'entrata al Carmelo. L'entrata al Carmelo che non si fa più. L'entrata al Carmelo di che si tratta? Era durante il percorso di giorno 4, quindi il giro esterno, davanti il passaggio, davanti il mercato ortofrutticolo, diciamo il mercato di Catania, Piazza del Carmelo, proprio detta così, perché lì c'è un santuario. Questo santuario dei Carmelitani inizialmente, diciamo negli anni 50 ancora Sant'Agata entrava con tutto il fercolo, in 2 chiese entrava con tutto il fercolo, in questa dei Carmelitani e nella chiesa di Sant'Agata la Vetere fino a prima della ristrutturazione. Adesso non entra più. È cominciato dall'anno scorso, ha ricominciato 2 anni fa. Senza cordoni. Sì. Noi ricordiamo che stiamo vedendo delle immagini 72 anni fa. Questa è la salita dei Cappuccini che veniva fatta nel primissimo pomeriggio, intorno alle 14. Da lì partiva da Piazza Sesicoro fino ad arrivare alla sommità. Il cordone si apriva in ventaglio e poi c'era una manovra particolare, si fermava nei luoghi del martirio. Proprio là, quella è la strada dei luoghi del martirio, infatti c'è il gonfalone di Sant'Agata al carcere, si ferma proprio davanti il carcere dove Sant'Agata spirò. E infatti là, se vedete, si apre il cordone in uno due, va dritto uno e va l'altro dritto va a e uno sinistra. sale a sinistra. A destra. Poi, Scusi, uno a sinistra e uno a destra. Questa è una modalità che vale molto dal capomastro perché dipende, può anche farsi un altro tipo di manovra. Oggi non più. Perché diciamo la salita, quindi la corsa che si fa più a passo d'uomo, veloce. Prima in realtà no, quindi non c'era, era una corsa, non c'era questa attenzione, questo modo di poter dire ok, entriamo tutti in una via. Quindi 2 cordoni in una via si ammassano e quindi poteva succedere quello. E invece in questo momento sì, perché si entra un po' più fluidamente. E queste sono le candelore che diciamo che agli inizi della festa erano circa 28, poi si sono distrutte anche durante la guerra, ce ne sono state alcune distrutte, sono rimaste poi prima 11, 12, oggi fino all'altro giorno abbiamo la 14ª candelora, che è quella dei devoti, che è appena stata inaugurata. Purtroppo non hanno potuto partecipare da 2 anni alla processione perché le candelore non fanno altro, nascono proprio per illuminare il percorso di Sant'Agata, perché anticamente non c'era la luce ed erano semplicemente delle cere molto grandi. Poi nel tempo vennero adornate da questo meraviglioso barocco, infatti loro lo chiamano barocco in movimento, viene chiamato barocco in movimento. Infatti è così, è straordinario. E qui adesso questa è la salita, non ho visto la strada. Vediamo. Non mi pare che sia la salita San Giuliano. No. È sempre la salita dei Cappuccini, è la seconda parte della salita, è la seconda parte della salita. C'era il tram. Poi le vedremo ancora di più. Queste sono immagini storiche, le stiamo vedendo anche forse un po'
così, però sono Velocemente. stupende perché sono Molto veramente belle. immagini di più di 50 anni fa, è una cosa straordinaria. Beh, questo per dire che la festa è sempre stata, quando dicono ora ci sono 1 milione di persone, ma la festa è sempre stata una festa piena di popolo, una festa, e se non fosse stata una festa religiosa, io penso che non ci sarebbe stato più nulla, visto che la festa di Sant'Agata ha cominciato ad essere quasi subito dopo la morte di Agata, quindi stiamo parlando del III secolo d.C. Fantastico. Dottoressa, so che lei ci ha portato una chicca sempre per quanto riguarda le immagini, sempre degli anni 50, questa la dobbiamo a lei, è un'anticipazione, poi la vedremo fra un momento. Ci dica. Se non sbaglio è quella dell'ascensore. L'ascensore, sì, allora vedremo l'uscita della Santa con l'ascensore, immagini che... Adesso non si vede più. Adesso non si possono più vedere, no? Non solo per la pandemia, non c'entra niente alla pandemia, ma vediamo se c'è, ecco ci siamo quasi. Uno dei primi appuntamenti... Eccolo. Ecco. Il capomastro portava dietro l'altare, c'era una struttura di legna che come voi vedete, e Sant'Agata veniva messa con tutto il tronetto legata, quindi prima fissata così come viene ancora oggi fissata nel tronetto, e messa, come vedete, a faccia verso l'altare. Poi c'era una manovella sotto, ora vedremo, e Sant'Agata piano piano saliva, e i fedeli vedevano piano piano nascere prima la corona, poi era un furor di popolo, quello era un momento come quello che oggi noi abbiamo quando esce dal sacello, ma quello era veramente particolarissimo come momento, però poi c'è stata la ristrutturazione della cattedrale, quindi questo ascensore prima. Esatto, nel Adesso vecchio non c'è altare, più il vecchio esatto. altare. Sì, esatto. Ma viene custodito nell'associazione Sant'Agata in cattedrale il vecchio ascensore. Sì. Dottoressa Orita è veramente da un contributo fantastico per renderci sempre più conto di quanto sia importante la devozione per Sant'Agata, per Catania e per tutti i devoti. Uno dei momenti più importanti della festa, e come anche queste immagini storiche hanno mostrato, è la messa dell'Aurora. È vero che si è svolta ieri, si è svolta regolarmente, non si è potuta svolgere. Si è svolta a porte chiuse, l'arcivescovo con il parroco della cattedrale, altri pochi sacerdoti, insieme al comitato, rappresentante del comitato e credo dell'amministrazione, perché sono quelli che aprono il sacello, che sono obbligati ad essere, perché hanno partecipato. Ma noi abbiamo Eva Spampinato, la collega Eva Spampinato, e Edoardo Saetta, che abbiamo apprezzato poco fa in quella sua bellissima rievocazione, erano lì e ci raccontano che cosa è successo. Guardiamo. Siamo tutti devoti, cittadini, tutti devoti. Sono le 6 del mattino, siamo in piazza Duomo ed è appena incominciata la messa dell'Aurora. I cancelli della cattedrale però sono chiusi, aperti invece i cuori dei devoti. Appena Sant'Agata è uscita dal sacello, i devoti l'hanno visto in TV, sul telefonino, in streaming, ed è scattato l'applauso. Prima ti ho visto arrivare con un sorriso enorme. È normale, dopo tanto tempo che l'aspettiamo è normale, no? Se l'anno scorso era una cosa logica, quest'anno tanto logica non è. Aspettavate qualche apertura in più? Sicuramente. Paradiso, coronata di vittoria, oh Sant'Agata. Però comunque la state seguendo sul telefonino? Sempre, anche dopo tanti anni che non eravamo a Catania, sempre Sant'Agata nel cuore, sempre. Devoti tutti! Cittadini, tutti devoti, tutti! Al di là delle polemiche, qual è la sensazione che si respira qua in piazza? C'è un po' più di emozione? Fede e preghiera c'è, e l'emozione, la devozione, che noi siamo qua, non a caso, siamo qua a quest'ora, e questo qua dimostra, come vede dalle immagini, inginocchiati, questa è fede. Santa Vituzza, tu prometto, tu porto per tutta la vita! Con emozione c'è 365 giorni l'anno, però in questo giorno particolare
la sentiamo molto di più. Cittadini, tutti i devoti, tutti! Lei non è catanese, come mai da queste parti? Siamo devoti a Sant'Agata. Siete venuti apposta? Sì. Questo è il luogo di appuntamenti, vedi, ci si dà appuntamento qui per pregare la Santa, perché in questo momento Sant'Agata è custodita nella sua cameretta, quindi in cattedrale. Quindi è questo il luogo in cui tutti ci incontriamo e ci salutiamo. E anche il saluto cambia, lo abbiamo sentito noi stessi. Il saluto è solo uno, evviva Sant'Agata. Evviva Sant'Agata. Tutti i devoti, tutti! Andrea, tu come facevi quando col rugby, con la nazionale? Adesso lo posso svelare. Quando noi la festa di Sant'Agata capitava durante la settimana, era il nostro giorno libero, quindi facevamo gli allenamenti, avevamo libertà e poi ricominciavamo gli allenamenti. Il giorno che noi finivamo l'allenamento io scappavo in aeroporto, non lo sapeva nessuno. Tanto adesso non mi possono più convocare, quindi non c'è problema. Prendevo l'aereo, arrivavo a Catania, facevo la processione, la mattina prendevo il primo volo, ritornavo in albergo e mi riposavo chiaramente, però nessuno si accorgeva, facevo la riunione della sera del giorno dopo, però mi ero goduto... Ma in perfetta clandestinità tutto Assolutamente sì, ma non l'ho mai rivelato. Ecco, Adolfo, tornando ai motivi della devozione per Sant'Agata, il principale forse è che un anno dopo il suo martirio sembra che una forte, o poco dopo il suo martirio, diciamo questo, una forte eruzione dell'Etna sia stata fermata per intercessione della Santa. Noi vediamo nella sagrestia della cattedrale c'è un affresco che ci fa rivivere quell'evento, 1669. Sì. 1669, quindi ben dopo il martirio naturalmente. Quindi ci fa comprendere come la devozione ad Agata, il chiedere aiuto ad Agata è motivo di grande richiesta, è qualcosa di interiore, però che suscita, è come quel grido che si fa a Dio per ottenere qualcosa. E allora quel grido è talmente forte che riesce a scuotere il cuore di Dio e arriva l'intercessione di Agata e arriva il miracolo. Certo. Perché il miracolo arriva, se noi pensiamo nel percorso del popolo di Israele, pensiamo all'Esodo, sia il pane dal cielo, sia arrivano questi segni. Fantastico. Noi ci fermiamo ancora per qualche momento, ma fra poco avremo un ospite speciale, un collegamento da Houston con chi? Immaginatevi un altro devoto catanese, grandissimo personaggio. A dopo. Siamo tutti, cittadini! Attenzione perché siamo pronti per collegarci con Houston, Texas, con un grande devoto di Sant'Agata. Questa è una trasmissione speciale per Sant'Agata, la sede è quella della NASA ed è con noi proprio lui, Luca Parmitano. Benvenuto, eccolo qua. Ciao. Ciao Luca. Buonasera, bentrovati. Allora, tu da catanese doc, che ricordi hai di questi giorni di febbraio? Cosa facevi da ragazzo durante la festa di Sant'Agata? Devo dire che ho un bellissimo ricordo, purtroppo è un ricordo ormai che appartiene all'infanzia, alla mia adolescenza, ma è quello che credo sia condiviso dalla maggior parte di quelli che avevano la mia età, quindi una grande attesa, innanzitutto in maniera molto, molto banale, per qualche giorno di vacanza in più. Poi sicuramente per le festività che io ricordo per me iniziavano con il giorno 3, con la grande, i fuochi d'artificio che erano una festa, un'emozione, qualcosa di incredibilmente emozionante, soprattutto per un ragazzino, io li vedevo soltanto in quelle occasioni, e poi anche quando finalmente iniziava la lunga processione in Etnea, uno dei momenti che ricordo davvero con piacere, con grande emozione, era la possibilità di vedere questa grande processione
con tutti i devoti, e già da allora io ricordo davvero la grande varietà di personaggi che potevo vedere in questa processione, e immaginare le vite e le storie dietro ognuna di quelle persone. È un ricordo davvero fra i più belli della mia infanzia, di sicuro. Hai un aneddoto particolare, oltre a questi magnifici che ci hai già accennato, Luca? Allora, purtroppo sono tantissimi anni che non posso partecipare alla festa catanese. Prima sentivo Andrea raccontare di come lui era in grado di prendere un aereo e andare a vedere la festa, ecco, anche di straforo. Io purtroppo ero in accademia aeronautica, e non avevo la possibilità di scavalcare un muro e di scappare per Catania. Mi sarebbe tanto piaciuto farlo. E credo che un ricordo che posso aggiungere è quello che questa occasione, per quanto sia unica come scenario, sia un momento di ritrovo per tutti quelli che anche catanesi non vivono a Catania o non hanno la possibilità di tornare a Catania, ma è un momento per sentirsi catanesi. Io credo che molti di noi proprio in questa occasione amino ricollegare la propria storia, il proprio percorso, il proprio retaggio di catanesi, legandola a questo ricordo, a questo momento di una storia così catanese come la festa della nostra patrona. Qui tutti noi facevamo col capo, facevamo cenno, ha proprio ragione. Luca, si dice che tu sia molto attaccato, e non ho dubbi, alle memorie della tua terra, al punto che ti porti qualcosa nello spazio che ti ricorda Catania. Ma è vera sta cosa? Io mi porto sempre qualcosa innanzitutto vi posso dire che mia madre, quando mi sono trasferito per la prima volta all'estero, mi ha portato in visita una statuetta della Santa, di Sant'Agata, perché mi ha detto: questa te la devi tenere perché comunque ti protegge, ha protezione per la casa, per la famiglia, dovunque ti sposterai. Quindi è una statuetta di quelle classiche di Sant'Agata, che ha viaggiato con me in Francia, in Germania, poi negli Stati Uniti, a Houston, quindi è una statuetta internazionale. Bellissima. E poi nelle due missioni in orbita ho portato qualcosa di me, di catanese, in maniera diversa, a volte un po' più privata. Nella prima missione avevo una maglia della squadra di calcio, anche se io non sono un tifoso di calcio. Ho pensato che oltre a celebrare le solite grandi squadre italiane che stanno sempre lì su nella classifica, a volte si mostra un po' di coraggio a tifare per le proprie realtà locali, anche per le squadre un po' più piccole. Ho portato una maglia della nostra squadra. Fantastico. Ha portato anche quella della nazionale di rugby, ricordatelo Luca. Assolutamente sì, Andrea si ricorda bene. Quell'anno ho potuto aprire, tra virgolette, da lontano, nel 2013 una delle partite delle Sei Nazioni, e poi ho avuto l'occasione di incontrare Andrea per la prima volta proprio dopo una partita contro la Scozia, se non sbaglio, una bellissima partita. Ma sei riuscito anche tu a portare qualcosa a noi, ovvero la foto del tuo passaggio sulla Sicilia, quindi e la postavi. Quindi questa è la cosa più bella, questa connessione che tu hai creato è eccezionale, oltre al fatto di portare tante cose che appartengono, insomma, al cuore. Sentiamo Luca. Il fatto, l'ho ripetuto tante volte, è così come io sono catanese, mi sento catanese, anche se sono nato a Paternò, ma non ci ho mai vissuto, mi ritengo catanese perché ho sempre studiato a Catania e la mia vita si è svolta a Catania. Chiaramente sono, oltre al catanese, un siciliano, e come tutti i siciliani sanno, si può togliere la persona dalla Sicilia, ma non la Sicilia dalla persona. La porto sempre con me, nel mio accento, nelle mie tradizioni, nel mio modo di pensare, nel mio affrontare ogni giorno le piccole e le grandi cose. Quindi sicuramente la connessione si allarga non solo a Catania. Io oggi ricordo Catania per questo evento particolare
che è la festa della nostra patrona, ma chiaramente a tutta la Sicilia e poi allargandoci, perché no, all'Italia. Ecco, noi intanto vediamo insieme con te le immagini le tue esperienze nello spazio, allenamenti, abbiamo visto un po' di tutto. Ti stai preparando per una nuova missione, è vero? Ci puoi svelare qualcosa in anteprima per noi catanesi? Mi piacerebbe avere qualcosa di sicuro, di certo da raccontarvi. Nel mondo dello spazio noi diciamo sempre che nelle missioni spaziali c'è una cosa che è sempre sicura e che tutto cambierà. Quindi al momento sono impegnato con una missione che ritengo importantissima. Stiamo lavorando con l'Agenzia Spaziale Europea e altri colleghi del corpo astronautico alla nuova selezione di astronauti europei, per cui ci attendiamo di avere a breve, entro quest'anno, una nuova classe di giovani astronauti. Siamo tutti molto impegnati e io sono in prima fila impegnato nelle selezioni. Questo da un fronte di una missione in corso. Poi dall'altro lato, per chi non lo sapesse, l'Agenzia Spaziale Europea partecipa insieme alla NASA a quelle che si chiamano missioni Artemis, il grande seguito delle missioni Apollo, con le quali intendiamo ritornare intorno e sulla Luna. Ma fantastico! Io sto lavorando anche da questo punto di vista con l'Agenzia Spaziale Europea e con la NASA alla definizione di alcuni dei progetti che ci porteranno. Uno di questi progetti è un modulo che verrà costruito in Italia che orbiterà intorno alla Luna, e io spero che magari dopo averci lavorato sulla Terra, chissà, io sono volontario sicuramente per lavorarci. In bocca al lupo per questo, è un grossissimo in bocca al lupo. Luca, prima di salutarti, una promessa me la puoi fare? Non appena passi da Catania, magari dopo aver fatto una passeggiata nel modulo o su qualche mare della tranquillità sulla Luna, una domenica perché non vieni qui all'edizione di TG Sicilia delle 13:30? Io ospito ogni domenica per fare 4 chiacchiere così tra amici. Ti aspetto, va bene? Promesso? Come rifiutare un invito così carino, così gentile? Se viene anche Andrea, assolutamente. Sarà un piacere venirvi a trovare. Dottoressa, la sua domanda. Io posso fare una domanda, Luca? Scusa, ma certo. Quando parti per una missione spaziale, fai una preghiera, ti rivolgi a qualcuno? Io dico sempre questo, non me ne voglia se aggiro un po' la domanda. Il mondo della spiritualità e il mondo della scienza sono due percorsi che hanno la stessa finalità. Alla fine la scienza e la spiritualità, la religione vogliono scoprire la verità. Con una differenza: il mondo della scienza è il 100% dell'apertura, vuol dire confrontarsi costantemente in maniera aperta. Il mondo della spiritualità è qualcosa che invece è assolutamente interno, interiore. E poiché io devo rivolgermi a tutti per parlare il linguaggio della scienza, ritengo che non sia giusto alienare una parte o l'altra parlando di quella che invece è un'esperienza personale. Giusto. Per cui posso dire questo, che il volo spaziale, come tutte le grandi esperienze, deve cambiarci, e deve cambiarci a 360 gradi, che sia la parte interiore della persona o che sia la parte esteriore visibile della persona. Che bello, grazie. La saggezza di Luca Parmitano, in bocca al lupo per tutto, grazie per essere stato con noi. Noi torniamo alla festa di Sant'Agata e certamente un altro momento che ci mancherà moltissimo sarà il concerto del giovedì sera con i fuochi d'artificio. Ne vogliamo rivedere un momento insieme? Sì, dai, certo. Vediamo, questo è da un punto di vista davvero unico, attenzione.
Che fuochi meravigliosi, mamma mia, quelli del giovedì sera, fantastici. Allora, ci rivediamo fra un momento, il tempo però di salutare padre Alfio Carbonaro per essere stato con noi, grazie per il suo prezioso contributo e buona prosecuzione naturalmente, anche se con i limiti che abbiamo tutti in questi giorni. Grazie. Voi state con noi, ci rivediamo fra un minuto. Siamo tutti, cittadini, tutti. Bentornati, ci ha raggiunto in studio un fotografo importante, è Antonio Parinello, che ha sempre seguito con passione le celebrazioni di Sant'Agata. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie Michele dell'invito. È un piacere, ci diamo del tu perché qua ci diamo quasi tutti del tu, va bene? Allora, so che ci hai portato delle foto che hai scattato negli anni durante le feste, quelle più, diciamo così, meno condizionate come purtroppo queste ultime. Vediamo, ce le vuoi illustrare e commentare? Dunque, sono delle foto che ho scattato durante questi anni. Io prevalentemente prediligo il bianco e nero, anche perché penso che quando fotografiamo raccontiamo, ma nello stesso tempo ci raccontiamo. Cosa stiamo vedendo? Dunque, siamo in via Caronda sono i devoti che si fermano dinanzi alle suore per delle preghiere. Quindi questo è un momento di raccoglimento molto sentito da parte dei devoti, con soprattutto la pesantezza, la stanchezza, ma soprattutto il peso di questi ceri che sono piuttosto pesanti e li portano dietro. Visi affaticati, intensissimi. Sì. Ecco qua. Questa è la nostra santa che in un primo piano, in un mezzo busto, che durante il momento dell'uscita del 5 pomeriggio, quindi non bisogna farsi scappare questi momenti che sono veramente interessanti. Allora questo è un momento interessante, perché il canto delle suore benedettine è proprio, questa è una fotografia che ho fatto tantissimi anni fa ed è difficile ritrovare lo stesso momento, perché siamo qui alle prime ore della mattina. Mentre parli, guardiamone ancora altre. Vorrei che mi parlassi di questa mostra diffusa che hai organizzato a Catania. Queste fotografie è nata l'idea dal presidente di FIPE Ristoratori, che è Giovanni Trimboli, insieme al presidente provinciale Dario Pistorio, che è FIPE Confcommercio. Loro mi hanno proposto di inserire in alcuni bar e in alcuni ristoranti alcuni scatti, e abbiamo concentrato tutto logicamente al centro centro storico di Catania, quindi siamo partiti da qualche bar di via Etnea come Spinella, per arrivare fino al bar del Duomo, Prestipino, che sono proprio in piazza Duomo, anche perché col fatto che stiamo vivendo una situazione drammatica di questa pandemia, e non ci sono i festeggiamenti. Sul finale. Questi sono altri scatti, appunto, che sono ancora esposti fino a domani, e quindi sono i 3 giorni di Sant'Agata. Si fa in tempo ancora per vederli da vicino, per vederli nei locali. Dottoressa, pontificale, questo è un altro momento essenziale, vero? Sì, pontificale è proprio, lo dice la parola stessa, pontifica, è il momento più alto, più sublime di tutta la festa di Sant'Agata. Abbiamo immagini? No? Sì. Pensavo avessimo qualche immagine del pontificale. Per la verità abbiamo queste immagini, diciamo, altamente spettacolari, se non drammatiche. Sì, infatti. Il pontificale che si è sempre fatto appunto il 5 intorno alle 11, anzi alle 10, 10 e mezza, l'arcivescovo di Catania invita uno dei cardinali o degli arcivescovi italiani che ci racconta l'arcivescovo che hanno anche richiesto di venire a vedere la festa, venire proprio a vedere Sant'Agata, e ogni anno è sempre stata una bellissima celebrazione fatta con tutti gli arcivescovi della Sicilia, l'arcivescovo e il cardinale che viene invitato di volta in volta. Esatto. Ogni anno diverso, sì. Bene, benissimo, grazie. Allora ci lasciamo per un attimo
proprio con le parole che l'arcivescovo Cristina ha destinato alla comunità catanese. Ci rivediamo fra pochissimo, come al solito. Ancora una volta e con grande dispiacere non è possibile aprire con la messa dell'Aurora le 2 intense giornate di eventi religiosi e civili che caratterizzano la festa di Sant'Agata. Mi sia permesso di sottolineare che condivido pienamente il comune dispiacere, anzi, esso per me è ancora più grande perché è l'ultima volta che presiedo come vescovo le celebrazioni liturgiche in onore di Sant'Agata. La messa di questa mattina, così come la stiamo celebrando, nel suo significato e valore, è la stessa cui partecipava Sant'Agata, ascoltando la parola e nutrendosi del corpo e del sangue di Cristo. Noi la veneriamo santa, vergine e martire, cioè innamorata totalmente di Gesù e fedele all'appartenenza a Cristo sino al martirio. Siamo tutti davanti tutti! Cittadini! Cittadini! Bentornati a Devoti Tutti 2022. Adesso, caro Andrea Lo Cicero, dobbiamo parlare di un altro passaggio fondamentale della processione di Sant'Agata, le salite, che a me solo a pronunciare la parola mi viene il fiatone. Ecco, qua stiamo vedendo delle immagini straordinarie con il drone. Qui dove siamo? Aiutatemi. Qui siamo a Piazza Stesicoro. Piazza Stesicoro. Corso Sicilia. Sì, con Piazza Stesicoro. Esattamente. Qua quanto siamo vicini. Sono importanti le salite nella festa di Sant'Agata? Allora, sono importanti e sono anche molto pericolose, perché negli anni c'è stata un'evoluzione di ritmi e anche di rispetto, perché prima si correva tanto e veloce e i bambini o comunque i ragazzi e adolescenti avevano un senso di rispetto di meno, venivano allontanati e si allontanavano senza dire nulla. Oggi è ben diverso, purché si faccia un ritmo molto più lento, c'è un'attenzione più importante, perché ci sono questi ragazzi che vogliono entrare e vogliono farlo. Quindi diciamo che il capovara e tutte le persone che stanno all'interno del Baiardo hanno una funzione molto molto particolare, perché dal Baiardo in poi si lasciano circa 40 metri per avere la visuale, diciamo grosso modo iniziali 40 metri, poi diminuiscono quando si parte, esatto. Perché i meccanici, anzi i guidatori che stanno sotto, devono guardare cosa accade davanti, e noi che stiamo nel Baiardo eventualmente prendere dei ragazzi che cadono, perché tu immagina, ne cade uno, arriva una massa. Ma succede questo frequentemente? Sì, succede, però il capovara è abbastanza rapido, è sveglio, è attento a suonare la campanella e a sparare questi famosi chiodi a terra. E quindi frenare, bloccare il fercolo. Ma la salita dei Cappuccini si fa sempre, mentre invece quella di San Giuliano a volte sì, a volte no, è vero? E c'è sempre questo discorso che oggi molte persone vanno magari a dormire a casa, si rientra molto tardi e quindi si presentano belli, freschi, riposati, e quindi c'è un problema di sicurezza ulteriore, che sono tante persone messe in una strada piccola dove deve passare 2 cordoni e il fercolo, quindi è
esatto, questa è la preparazione. C'è uno interno e uno esterno. La salita di San Giuliano anche per qualche altro motivo non è stata fatta. Questa è quella sempre dei Cappuccini, quella dei Cappuccini che è più fluida, un po' più larga la strada, però ha un momento in cui bisogna bloccare la vara proprio davanti a Sant'Agata al carcere. E lì non è facile poi la ripartenza, perché riparte in salita. Riparte in salita, non è facile soprattutto per chi tira e soprattutto per loro che sono proprio nel baiardo. Infatti il baiardo imprime dei movimenti di, chiamiamoli annacata, proprio per fare muovere meglio questo timone e far capire che bisogna spingere in maniera molto forte. Questa è sempre una salita, la salita dei Cappuccini, che avviene subito dopo il discorso che l'arcivescovo fa alla città. Un altro momento di chi fa parte del circolo dei devoti è anche quello di portare i ceri, è una cosa importantissima. Però volevo dirti, non esistono solo le salite, c'erano anche le calate. Le calate. La calata della Marina. Quindi che oggi nome è tutto un programma, la calata, perché e là era molto pericolosa, perché si passava sotto gli archi della Marina, c'era il baiardo che scendeva tantissimo e poi risaliva tantissimo. Caspita. Come succede bilancio? Qual era lì? Bilancio? No, oggi bilancio che là deve stare gente che sa come manovrare. Che sa come fare. Ritornando invece ai ceri, questo è un momento in cui, come hai potuto testimoniare dalle foto, è molto particolare, che è un altro tipo di devozione, è un altro tipo di storia che racconta e porta con sé fino al borgo questo cero acceso, fino alla preghiera e quindi alla consegna sul baiardo, sul fercolo dei ceri completi. Quindi diciamo il voto in qualche maniera si è esatto. Il voto si è estinto. Esattamente. Questo vuol dire alla consegna. Alla consegna. Vuol dire a questo proposito il nostro Tonino De Mana è pronto a collegarsi nuovamente con noi da una delle cererie più antiche di Catania. Tonino, ci sei? Ciao Michele, buonasera a tutti agli amici di Antena Sicilia e Telecolor e a Reti Unificate, sono tanti anche che ci seguono su laticilia.web.it. Siamo alla cereria Cosentino, una cereria storica fondata addirittura nel 1795. Quello che vedete è un grosso cero, pesa circa 35 kg, ma ce ne sono anche più pesanti. Abbiamo Francesco Raciti che ci può raccontare invece a che cosa serviva anche adesso invece il cero. Adesso ha un'utilità diversa rispetto al passato. Allora, serviva per illuminare il tragitto della Santa, che una volta non c'era luce, e praticamente mentre scivolava il fercolo e camminava per tutta via Ateneo, per tutta la città. I devoti consegnavano o donavano ognuno il suo cero. Che tutto live è il proprietario della cereria Cosentino, Giuseppe Leonardi. Quanto costa un cero del genere? Quanto sarebbe costato forse, lei vuole dire, e qua siamo sulle 110-120 euro almeno. Quanti ne avete venduti oggi? 0, ne abbiamo venduto un paio, meno della metà di questi qua. È il secondo anno consecutivo che la Santa non è per le strade di Catania, non era mai successo? Mai, che io sappia a memoria nostra non è mai, c'è stato un paio di edizioni, come dire, in tono minore, vedi il terremoto dell'81 mi pare o la guerra del Golfo, però in ogni caso Sant'Agata aveva fatto una processione ridotta, sì, ma era uscita almeno fino all'altezza del Corso Sicilia, portata a spalla, ripeto in tono minore, però era uscita, i fedeli avrebbero potuto ammirarlo anche in questo caso, cosa che è stato deciso di negare. Non resta che sperare alla prossima edizione. Io cedo la linea a te, Michele, se non ci sono domande ti restituisco la linea. Grazie Tonino, grazie mille. Rientriamo in studio. Dottoressa, forse il terzo storico importantissimo motivo di devozione dei catanesi nei confronti di Sant'Agata è la protezione anche dalle invasioni, è vero? Allora, Sant'Agata è la protettrice di
tante cose, diciamo anche dal punto di vista storico, le invasioni sì, perché anche Catania più volte è stata invasa, e in una di queste invasioni, anzi prima di essere invasa, Federico II andò in cattedrale prima di fare proprio l'invasione. Un momento particolarmente importante anche dal punto di vista storico, perché parliamo di Federico II. Quindi. E proprio prima che lui invadesse la città, quindi andava a dire che stava per prendere possesso della città, andò a pregare. E durante la sua preghiera gli apparsero proprio sul suo libro le parole che sono adesso nel prospetto della cattedrale: non li offendere Patriam Agate, perché lei ne è vendicatrice. Quindi lui ebbe paura di questa cosa, credette veramente e non invase la città. Questo è uno dei tanti episodi, ma questa tavoletta infatti si trova proprio in una delle, sia sul liotro famoso, il cartiglio del liotro, e anche sulla cattedrale. Queste sono di quei miracoli, come quella della peste. Sant'Agata fermò la peste proprio a Catania. Stiamo parlando 600, sì, intorno, la famosa peste. Messina invase appunto tutta la città di Messina, ma arrivò solo alle porte di Catania, e a Piazza dei Martiri c'è una stele bellissima che prima appunto che cominciano i festeggiamenti vanno tutte le candelore a fare il loro, diciamo la loro annacata per onorare anche quel momento storico dove Sant'Agata riuscì a fermare la peste. Fantastico questo. Andrea, tu in una recente intervista che hai fatto proprio qui a una collega di TG Sicilia hai detto: un devoto non rivela mai il voto. Ma è una regola che vale per tutti o è un comportamento, cioè è una cosa nuova, affonda nella tradizione, come mai? Intanto il voto non si rivela perché è un voto strettamente personale, è una storia strettamente personale. Probabilmente la grazia sì, ma rispetto ad altro tipo di devozione, tipo Lourdes, diciamo, porti in processione persone che hanno un'evidenza di malessere, una malattia, ma molto più evidente. Sant'Agata no, in questo caso no. Quindi il voto è molto personale, perché può esserci una storia, un voto per un'altra persona, una disgrazia, una richiesta, ci sono tante cose. Stando anche sul Baiardo, si nota durante tutta la processione un via vai di persone che portano bambini, foto, indumenti di altre persone o altre situazioni molto particolari, molto forti. Quindi questo perché? Perché portare qualcosa o portare un bambino che sta male sul Baiardo, perché non possono, è un qualcosa di veramente importante. C'è gente invece che viene da sola e prega e ha nella sua testa qualcosa che di veramente forte. Questo non si vede, non lo vedi nella televisione, non lo vedi nei racconti, certo. Noi lo vediamo e chi è devoto sa cosa succede. Il bello di questa trasversalità, di quello che Sant'Agata riesce a fare. Però dottoressa, abbiamo rilevato anche, parlando un po' in giro, malgrado i tempi, una notevole resistenza anche da parte di chi ha ricevuto una grazia, cioè che non ne vuole parlare. Ma come mai? Si ritiene una cosa intima, non da esteriorizzare. C'è chi riesce a esteriorizzare, ma c'è una grande differenza tra le grazie e i miracoli. Chi ha ricevuto il miracolo difficilmente lo dice. E questa stessa ma questo perché noi siamo riservati come siciliani? No, è una cosa proprio che si sente come se si fosse una cosa, è una cosa intima. È come spogliarsi, ecco, è come mettere a nudo cose che sono una cosa strettamente personale. Ma allora invece quei casi di devozione come, che ne so, mi vengono in mente i primi
con il massimo del rispetto naturalmente, Lourdes, San Pio. Ma Lourdes, io frequento spesso il santuario e abbiamo avuto modo di parlare con il medico proprio del santuario e dice: se tutti i miracoli che realmente esistono nel mondo e che qua ci vengono dichiarati seguissero il percorso per essere dichiarati miracoli, ce ne sarebbero centinaia di migliaia, perché in realtà se noi andiamo a contare anche i miracoli di Lourdes ufficializzati sono sì e no una sessantina. Quindi sono in realtà più testimonianze di fede, più manifestazioni. Quindi è proprio una cosa che l'uomo o la persona o decide di testimoniare il miracolo fino alla fine, quindi dichiarandolo, o se no preferiscono mantenere questa intimità. Antonio, tu che sei, che catturi, come dire, le emozioni, le impressioni, gli stati d'animo e anche le situazioni fisiche, perché abbiamo visto i visi tirati di questi ragazzi, di questi devoti. Ecco, tu da questo punto di vista che impressione hai? Questa sorta di riservatezza e contemporaneamente però una forma anche questa di devozione. Sì, ma infatti noi con la macchina fotografica cerchiamo di registrare proprio questi stati d'animo, queste emozioni che il devoto ci trasmette, quindi cerchiamo di immortalare anche quello che loro in quel momento stanno vivendo. Ci fermiamo ancora per qualche istante, ma continueremo tra pochissimo e saremo ancora con voi. Fra un paio di minuti, state con noi. Siamo tutti davanti, tutti! Cittadini! Eccoci di nuovo insieme, commentiamo con i nostri ospiti la festa, la figura di Sant'Agata. Ecco, dottoressa Aurita, negli ultimi 10 anni, più o meno adesso, la patrona di Catania è diventata oggetto di devozione anche per molte pazienti colpite da tumore al seno, che sappiamo essere una delle patologie, diciamo, più diffuse in campo oncologico. Come è cominciata questa forma di devozione? Devo dire che da dove nasce innanzitutto Sant'Agata nei primi del secolo era ancora vista soltanto come la protettrice dei terremoti, dei disastri naturali. Man mano io penso che la donna comincia a rivelare la malattia e il fatto che Sant'Agata sia stata deturpata dai suoi seni, quindi violentata, diventa anche essa un'immagine importantissima, una testimonianza importantissima nei confronti di coloro che hanno questa brutta malattia, il cancro al seno. Ci sono infatti tantissime associazioni a Catania che partecipano alle manifestazioni e alle celebrazioni eucaristiche insieme alle donne che hanno proprio avuto gli interventi chirurgici, e tantissime donne durante l'anno vanno, e questo raccontato anche dai sacerdoti della cattedrale, vanno proprio dietro i cancelli di Sant'Agata a chiedere la grazia per una soluzione del loro problema. E devo dire che ce ne sono stati proprio tante. Grazie. Sì. Adesso vorrei che commentate insieme con me le immagini del rientro del sacello con le spoglie della Santa in cattedrale, che in qualche modo sanciscono la fine della festività, quando tutto si svolge come si dovrebbe svolgere. Ecco, vediamo un po' se volete commentare. Questo è l'ultimo tragitto prima di arrivare in cattedrale, e diciamo che là è il momento in cui ti rendi conto che passeranno, diciamo, poi riuscirà, però nella processione, nella città, passerà molto tempo. Molto tempo. Quindi c'è il saluto in qualche modo devoto, ma c'è è una chi parte come me. E quindi sì, la chiusura della festa. Quindi... Antonio, vorrei chiederti un aneddoto, un momento particolare che va oltre gli scatti che abbiamo visto, bellissimi. Sì, gli episodi sono tantissimi, ma più che altro questa affinità che ogni volta c'è tra me e i devoti. Una volta proprio volevo fotografare questa faccia di un devoto che mi aveva veramente colpito, e lui si girava.
quindi non riuscivo a capire il perché, ma alla fine invece lui si è stretto a questo cero che teneva e mi ha guardato come mettendosi un po' in posa, e lì c'è stato tra la macchina fotografica, i miei occhi e i suoi un dialogare senza nessuna parola, però è arrivato lo scatto che io volevo, che cercavo. Io mi sono tenuto un'ultima cosa che vorrei che vedeste insieme con me e poi che le commentiamo, il coro delle Vergini, cioè quel momento in cui, passando accanto al convento delle Benedettine di Via Crociferi, le suore intonano un canto che potremmo dire angelico, proprio la parola giusta, alla Santa. Quello è il canto della Stanza Beata Agata. Ci arriviamo fra un momento, che però è una prassi piuttosto recente, adesso lo vediamo. Sì. Vediamo un po' se riusciamo a sentire, ascoltare e vedere. Beh, io l'ho trovato struggente, commovente. Uno dei momenti più emozionanti per me della festa. Questo momento dove di altissima unione tra la città e le suore benedettine, e questo momento, pur tanti pensando che fosse un momento storico, cioè datato, in realtà ha cominciato ad essere con l'autorizzazione dell'arcivescovo Bonmarito con la priora allora Madre Giovanna a chiedere di fare questo canto per la città, che è un canto in fondo alla Stanza Beata Agata, e quindi gli anni era 1986-87 la prima volta che fecero questo canto, ed è lo Stanza Beata Agata, che è il canto, che le parole, le preghiere che Sant'Agata rivolge al Signore prima di morire. Che effetto ti fa, Andrea? Mi fa un effetto incredibile, ma mi fa ancora più effetto ascoltarlo alle prime ore dell'alba, che non si fa più. Adesso l'avevamo fatto nel 2020, mi sembra alle 11:30. Ma la cosa bellissima però che avviene lo stesso è il silenzio che si ma crea. infatti aggiungevo esattamente questo, il fatto che tante persone, silenzio, e tutti ad ascoltare. Ci fermiamo soltanto ancora un minuto, poi abbiamo delle altre cose straordinarie da farvi vedere di Catania. Siamo tutti davanti, tutti! Cittadini! Eccoci qua di nuovo insieme, devoti tutti, con la dottoressa Mariella Aurita, Andrea Lo Cicciolo, Antonio Parinello. Abbiamo cercato di passare insieme questa serata
in onore di Sant'Agata, naturalmente, così come avrebbe potuto essere la festa se non ci fosse stata la pandemia, però anche con come dire, la speranza, se non la certezza che questa è l'ultima e poi dopo la facciamo bene come merita. E a questo proposito vorrei che vedessimo in diretta delle immagini molto belle, secondo me. Queste sono fatte da un drone, commentatele con me. Dottoressa, dove siamo qua? Vietnam, no. No, non mi pare Etnea qua mi pare stretta. Via Garibaldi. Poi è un drone in diretta che comunque ci fa via Garibaldi, Piazza Mazzini. Sì, via Garibaldi, esatto. Via Garibaldi questa era, vabbè. Adesso vediamo, ne vedremo delle altre. Questa è via Etnea. No. Qua siamo Piazza Università. Piazza Università. Devo dire, qua arriviamo su Piazza Duomo. A quest'ora sarebbe stata tutta un'altra immagine. Ecco, no? appunto. Un fiume di popolo. La gente c'è, ma naturalmente niente in confronto a quella che ci sarebbe potuta essere. No? Il passeggio della domenica pomeriggio. Ora, voi immaginate... No, ma poi anche i colori, gli odori e tutto quello che ogni volta troviamo nella festa è veramente in maniera esponenziale. Facciamo un augurio tutti insieme, che è un auspicio ma anche quasi una certezza, dottoressa, che dice lei? Sicuramente rispetto all'anno scorso, già quest'anno abbiamo quantomeno poter uscire nelle strade e il mio augurio è quello di dire speriamo che Agata in maniera sinodale, così come quest'anno il sinodo del nostro Papa è partito, ci porti con le proprie mani, con le proprie braccia, proprio incontro agli altri devoti e quindi poter camminare nuovamente insieme in processione. E quindi dico, evviva Sant'Agata, perché Sant'Agata è viva. Bellissimo. Io dico che forse in questo momento che abbiamo vissuto, questi 2 anni quasi 3 difficili, ci ha portato a un cammino di riflessione molto profonda. Anche di sofferenza. Sì, però sai, la riflessione vuol dire sofferenza molte volte, perché ti fa fare un percorso difficile, tortuoso, isolato, come lo abbiamo visto adesso. Oggi ci sarà forse una nuova forma di buonsenso che si potrà adottare nella prossima festa. E viva Sant'Agata! Viva Sant'Agata! Antonio? Ci sono dei rumors, ma non vogliamo dire niente, è possibile non aspettare il prossimo anno, ma ci avviciniamo all'estate e quindi può essere che nei prossimi mesi possiamo rivederla. Questa è un'esclusiva, una primazia. La Chiesa hanno detto. Questo è nemmeno la dottoressa. Vabbè, ma qualcuno lo doveva dire, no? È ancora abbiamo sentito questo, poi se è possibile. Quindi quando potrebbe essere che... agosto. No, agosto. Vabbè, luglio, io non lo dico perché sono scaramantico, Esatto. quindi siccome per adesso l'abbiamo vissuta così, continuiamo ad aspettare pazienti. Chiudiamo nella maniera migliore e più bella che si poteva, no? Naturalmente continuiamo a vedere le immagini fino a sfumare e ringrazio ancora la dottoressa Maria Laurita, Andrea Lo Cicero, Antonio Perrinello, immagini bellissime che tra un po' torneremo a vedere, sono fatte con un drone che non so se possiamo rivederle, e grazie anche per questo bellissimo auspicio, notizia che ci avete dato di questa possibile, come dire, ripescaggio, scusate il termine un po' volgare, ma in agosto, è giusto? Grazie mille, grazie a tutti voi per averci seguito, scusateci per qualche piccolo inconveniente, capita sempre quando si fanno i programmi in diretta, abbiamo voluto festeggiare anche noi Sant'Agata nella nostra maniera, come possiamo farla, anche noi diciamo viva Sant'Agata, grazie. Cittadini!